Abbiamo ritenuto utile consegnare questo esposto per approfondire le possibili responsabilità di questa azienda in relazione ai possibili danni sulla salute che potremmo avere nei prossimi anni. Un esposto, quello consegnato oggi dalla CGIL al procuratore capo Antonino Cappelleri, che si propone di tutelare non solo gli oltre 500 dipendenti che hanno lavorato alla Miteni di Trissino, ma tutta la popolazione che è stata esposta ai famigerati PFAS. Un'azione legale doverosa, dicono, a seguito anche della recente pubblicazione di nuovi studi clinici che dimostrerebbero la stretta correlazione tra gli inquinanti presenti nel sangue e l'aumento significativo di tumori e cirrosi epatica. La necessità di coniugare fortemente le attività produttive con la tutela dell'ambiente e la tutela della salute. Questo richiama anche responsabilità istituzionali, vuol dire adottare i principi di precauzione, definire i livelli delle sostanze che possono essere usate, le soglie di emissione, le soglie degli scarichi in modo preciso, farlo prima e non dopo che i danni si sono verificati. La CGIL chiede inoltre di essere informata nel caso venisse promossa una richiesta di archiviazione del procedimento Miteni, riservandosi la facoltà di costituirsi parte civile. L'esposto presentato oggi costituisce anche la volontà precisa di ristabilire dei principi irrinunciabili nel modo di fare impresa. Il segnale che noi vogliamo dare con questa azione non è un segnale legato solo alla storia Rimar Miteni, ma è un segnale anche di etica al territorio. Non ci possono più essere aziende che inquinano impunemente in primis i lavoratori e che poi scappano senza assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto.